atleta donna ha mai vinto 3 titoli consecutivi nella stessa distanza di un campionato del mondo. Questa un'ulteriore difficoltà per Federica Pellegrini, insieme a quella delle avversarie, alle caratteristiche, capire se qualcuno avrà il coraggio di passare forte per metterla in difficoltà, fattore che lei in realtà sa gestire con grazia. Abbiamo visto già a Shanghai con la fuga dell'iceberg. Che da questo momento prova a difendere il titolo mondiale dei 200 stile libero, ma c'è da fare i conti con una paterna sprint da parte di Melissa Franklin nella corsia 5, quella attiva, quella dove careggia la fede nazionale. E conferma dalla Franklin anche da più facile prova sulla spinta di quanto offerto ieri da Agnella, tenta di riproporre lo stesso tipo di gara, ma non fa, e adesso in evidenza tutte le fragilità in questo campionato del mondo, crollando letteralmente tutto. La legge 400, il giorno di apertura 27,40 è il miglior passaggio in 50 metri di Federica fino adesso. Il Mufai dal sottomarino di Nizza, perdonato da Missy Franklin in corsia 5, Federica è una po' più staccata, ma lei sa non deve gestire questa gara anche in base al proprio stato di forma. C'è il sorpasso di Melissa Franklin, 100 metri nuotati da 55-56 partenza da Davide Kessler che ha superato Camilla Muffa, e poi c'è Melanie Costa-Smith. E questo 50 dell'unità in cui si vedrà la forza di Federica, se ne ha per risalire o meno, e se chi segue la Franklin terrà questo ritmo mostruoso imposto dall'americana. Americane che non vincono dal Texas Fondo di 200 stile libero. Sta cominciando a salire Federica, ha un buon passo, gli ultimi 15 metri ieri sono stati da manuale. 1.27,07, molto interessante il passaggio di Federica che adesso si lascia andare completamente. 1.25,05 il passaggio di Melissa Franklin, mentre Federica Pellegrini dietro ha cominciato a divorare tutte le avversarie. Federica che sta rimontando anche sulla Franklin, ma siamo nella parte finale della gara. Federica in seconda posizione per l'argento, Franklin davanti per la medaglia d'oro. Melissa Franklin che arriva a toccare la piastra in 1.54 e 81, ma Federica Pellegrini è medaglia d'argento, un'altra emozione, comunque sia un'altra gara strepitosa da parte dell'azzurra che non finisce mai di stupirci. Sei senza parole. Mi ha meravigliato, si pensava avesse più o meno mezzo secondo di margine rispetto alla semifinale di ieri. La Pellegrini ha avuto 6 decimi di calo, ha trovato però una campionessa notevole che con la defezione del 50 d'orso aveva subito dichiarato quali sarebbero state le sue intenzioni di oggi. Poi come si è sviluppata la gara è stato semplicemente meraviglioso. Che freddezza la Pellegrini, comunque vittoria non vittoria, che freddezza di aspettare il suo momento, non farsi portare dalle altre, non farsi minimamente condizionare e poi risalire fino quasi alla vittoria, perché veramente una testa tra le due atlete. Se l'è vista brutta la Franklin, se l'è vista bruttissima, 1.54 e 81 e la terza della stagione terza, 55-14. Federica Pellegrini che ha messo 6 decimi tra sé e il terzo gradino del podio, quello occupato da Camilla Muffa, che dunque ha avuto uno scatto d'orgoglio, poteva addirittura in un